Buonasera dal Palazzo Maschini di Seregno. Siamo alla nona giornata di Serie A2, il campionato della cadetteria che sta prendendo sempre più quota di fronte il Seregno e l'Hockey Pico. Ora andiamo a vedere le formazioni, poi una breve presentazione della partita. I ospiti del Pico con Buonasera, benvenuti al il Palazzo numero Maschini per 1 la nona Lupi, giornata di Serie 2. in Per trovare le porta con informazioni, il secondo l'altro ricordiamo portiere. Si alternano l'anticipo, con il entrambi, numero il 1 72 Federico Luca Lupi, con il Potenza, numero con il 15 15 Federico Canossa, Canossa, con il con il 6 numero Siberiani, 6 con il 10 Vincenzo De Tommaso, Siberiani, con il con il numero 44 10 Filippo De Paltrinieri, col Tommaso, con il 73 De 44 Stefano, Federico col Paltrinieri, 18 con il Mirto, numero con il 73 4 Gioele De Giannotti e con il Stefano, con il 21 numero Santoro. 18 Alessandro Allenatore è Mirto, con la Yuri 4 Ialacci. Tommaso Giannotti, con la 21 Il Andrea Seregno che Santoro, avrà con la tra i pali 72 Dimone Luca e Potenza. Leonardo Mentre i Reggio, padroni di sua casa riserva questa scendono con sera, la poi Duroni con 44 l'8, Mattia con il Cirino, 2 con la numero Pasquale, con il 8 3 Andrea Fiazza, Duroni, con con il la 7 numero 3 Tessarolo, con il Paolo 17 Piazza, Luca con la Tremolada, il numero 2 capitano, con il Elena 33 Pasquale, Marco con la Tremolada, 7 Riccardo con il Tessarolo, il 30 capitano Luca Lucia Vaghi. Tremolada, con la numero 33 L'allenatore Marco è Tremolada, con la Luca numero Giaroni, 30 Luca l'arbitro Vaghi, con la è 20 Scozia Filippo di Simone e con la Vercelli, 12 con Leonardo Reggio. Buona partita a tutti. ora le squadre che si vanno a salutare prima di scendere sul parquet per i 50 minuti di gioco. Pico fermo ancora a 0 punti, l'Hockey Pico ripescato quest'estate. La formazione emiliana ha 3 gol fatti e 22 subiti nelle ultime 4 e uno score di 7 sconfitte consecutive. Ora hanno segnato 3 gol De Stefano, 3 De Tommaso, 1 Siberiani e Daniele Moschetti. Daniele Moschetti, che era uno dei giocatori cardine di questa squadra, che è assente questa sera. Nel Seregno, che dopo 5 partite consecutive di battibilità, la striscia positiva che è il record della franchigia brianzola, ha perso 4-3 a Correggio mercoledì sera nel turno infrasettimanale che il Pico non ha giocato perché le formazioni che avversarie del Seregno da calendario, ogni volta che il Seregno scende in pista la rispettiva avversaria ha osservato il turno di riposo nella partita precedente. In questo caso per il Pico non ha giocato mercoledì. Allora vediamo quale sarà il portiere titolare, credo Potenza tra i pali, con De Tommaso, Siberiani. Io penso Mirto e De Stefano, adesso vediamo. Intanto penso che ci sarà un minuto di silenzio. In memoria di Leo Siegel, che ha fatto parte dell'hockey come presidente anche della defunta Lega Hockey di allora,
che ha un grandissimo vissuto nel mondo dello sport con l'hockey su ghiaccio, anche autore di diversi libri come Milano siamo noi e altri diversi libri, mi sembra 3 sul Seima Milano, all'epoca in cui l'hockey di ghiaccio spopolava nella vicina Milano. Ora si parte, Pippo Dimone, Pasquale, Fiazza, Tessarolo e Mati Cirino, lo starting five scelto da Giaroni. Dall'altra parte Mirto con adesso intanto attenzione, scende e tira Cirino con De Stefano, De Tommaso e Siberiani, quelli scelti i 4 esterni davanti a Luca Potenza, scelti da Yuri Ghialacci. Qui recupera Pasquale, prova ad andare in transizione subito Seregno, passaggio di Tessarolo, mette però al servizio De Stefano che va a concludere e ribatte Pippo Dimone, quindi 2 tiri in meno di 30 secondi e 2 parate dei rispettivi portieri con 2 rasoterra pressoché identici. Ora Siberiani, De Stefano, Seregno in possesso di sfera con Pasquale, scarica per Cirino, poi va a tagliare, palla per Fiazza che però rientra nella metà pista, supera la linea mediana del parquet entro i 5 secondi prestabiliti. Fiazza, Pasquale, Tessarolo, Seregno che prova a fare alzare molto la difesa del Pico di Tessarolo. Bravo Tessarolo, attenzione la palla che viene ribattuta da Luca Potenza su questo ingresso laterale di Ricky Tessarolo. Ora Cirino cerca un alza e schiaccia e poi Potenza che deve intervenire con la sfera che gli resta incastrata tra il guantone destro e la gomitiera. Ok, attenzione, la porta è praticamente vuota su questo rebound dopo il tiro di Pasquale. Tessarolo non riesce a concludere. Pasquale scarica per Tessarolo, laterale di sinistra ancora Enea che cerca in uscita dietro porta Cirino, poi Fiazza recupera questa sfera ma viene poi riattaccato da Siberiani che rientra con vigore in maniera scomposta e quindi fallo di squadra contro gli ospiti. Adesso Pasquale per Mati Cirino. Cirino prova ad andare alzandoci la pallina ma se la allunga. Ora De Tommaso, forse il giocatore più tecnico della formazione emiliana. Qui Cirino non recupera la sfera ma consente a Fiazza, che ha un'ottima lettura difensiva, di recuperare palla. Pasquale scende, scarica per Tessarolo, ancora Fiazza da lontano va a tirare davanti a sé un altro 2005, ovvero il numero 73 De Stefano. Ora il Pico dall'altra parte con questa bella conclusione e può volare dall'altra parte il Seregno con Cirino per Fiazza, la 4% Brianzola con questa ottima chiusura sulla contropiede seregneso. Bravo a ripartire, toccano quasi tutti la pallina, poi Cirino finta e scarica su Fiazza e dunque dopo 3 minuti e mezzo porta avanti il Seregno. Qua Dimone che recupera e favorisce il
la ripartenza dei suoi. Occhio di Tommaso, gran rovescio di Tommaso, bravo, molto bravo tecnicamente il numero 10 Emiliano. La palla che resta lì anche in caduta 3 volte di Tommaso proprio contro tutti. E qua Cirino scende, carica, bravo De Stefano invece a mettere la stecca e a contrastare Matti Cirino. Vi dicevo di come si sia giocato mercoledì a Correggio, il Seregno con un primo tempo davvero negativo in cui, nonostante le immense difficoltà nella fase di costruzione, è riuscita a trovarsi praticamente con un tiro sul 2-2 con Cirino e un gol di Pasquale nella ripresa anche sul 3-3, e poi con un gol di Cirino, doppietta per l'argentino, e poi invece ha incassato il gol di Ernest Cinquini nel finale, comunque costruendo e giocando un secondo tempo di ottimo livello il Seregno, che ha ora Cirino dentro, Tessarolo vicinissimo al raddoppio il Seregno. Questa azione un po' estemporanea di Cirino, che ha buttato in mezzo alla pallina, ma anziché provare un tiro e quindi consentire magari una ripartenza agli avversari, ha provato la giocata centrale. Tessarolo era pronto alla deviazione. Tessarolo è stato il match winner una delle due vittorie del Seregno. La prima ottenuta a Tiene, la seconda a Bassano, due piste nobili della categoria. Ora 5 minuti che sono volate con tantissime occasioni, una partita che si gioca a viso aperto, su cui Fiazza ha telefonato, il tempo che impiega a caricare e a colpire la sfera è troppo dilatato e dunque può intervenire l'avversario. Siberiani, che ha sempre tanta energia, l'atleta pugliese. Ora distrazione pugliese Siberiani. Ora De Stefano che scippa sfera a Fiazza e poi Fiazza che va con tempismo a recuperare la pallina. Dicevo di questo Pico che sicuramente nelle ultime giornate ha avuto tanti risultati negativi, perché 7 sconfitte consecutive. Il problema della formazione emiliana è principalmente il gol, perché ha segnato 3 gol negli ultimi 200 minuti e sono veramente tanti, incassando un 8-1 dal Roller Bassano e un 7-1 a Tiene. In casa è riuscita a contenere l'Amatori Modena in un derby tirato fino al 2-1 conclusivo. Ha segnato Pochettino il gol vittoria, poi per 20 minuti non si è più giocato. Però la formazione del Pico è riuscita in quasi tutti i frangenti a giocare un primo tempo di qualità. Poi nella ripresa insomma è emersa un po' anche l'inesperienza di alcuni elementi e anche magari l'età di Siberiani, che è un 87, cioè vicino alle 38 primavere, che sicuramente ha tanta energia e tanta garra in pista. Ora De Stefano dentro per Mirto, interviene, bravo Pippo Dimone, che torna a giocare dopo le ottime prestazioni di questa stagione, inizio stagione. Ha giocato a Correggio Leonardo Reggio, che è stato autore di un'ottima prova, comunque il portiere seregnese. Entrambi sono titolari della porta, ma di sicuro il rendimento di Dimone nelle ultime uscite è stato di un livello da Dimone, insomma. Ha parato molto bene a Tiene e a Bassano in quelle di 1-1 in casa, in cui c'era tanto rammarico con Scandiano, un incrocio di pale a 8 secondi dalla fine, e col Modena. Poi qui sabato scorso il Seregno ha pareggiato 4-4 con il Valdagno, il palo proprio di Siberiani, pericolo. Seregno deve stare attento, perché come vi ho detto il Pico ha qualità, nel primo tempo le ha fatte vedere tanto, anche Mirto ad esempio, che si è visto poco, ma è un giocatore sicuramente di qualità. Invece Seregno, adesso qui invece De Stefano si perde la pallina. Tessarolo per Matti Cirino.
Cirino che si allarga e va con questa palla che resta nel traffico, poi riesce a uscirne, ma è bravo Cirino a recuperare il possesso. Secondo me il countdown esatto, stava andando a zero, ma è stato fatto poi ripartire quando il Seregno ha avuto il possesso pieno della pallina. Adesso Seregno che non deve accontentarsi o far sì che la soglia d'attenzione all'intensità scemi, e infatti come non detto c'è la torretta verde, quella della stop lamp, che segnala la richiesta di time out da parte di Luca Giaroni, perché ha visto già un calo di intensità proprio del Seregno. Adesso Fiazza che però va a recuperare un'altra pallina, s'accenta, trova il rovescio, bravo Potenza qui a intervenire, la parata di Luca Potenza e sul rovescio del giocatore emiliano. Ecco il time out seregnese, scusate, il time out chiesto da Luca Giaroni. 15:42, se ne sono andati poco meno di 10 minuti. 1-0 decide il gol di Fiazza su assist di Matti Cirino in un contropiede fulmineo. Vediamo un po' gli altri risultati della serata, con il vantaggio del Roller Bassano sul Montecchio e del Tiene sullo Scandiano. Nel girone B pareggiano tutte Viareggio e Follonica. Castiglione Pumas, partita molto interessante, e Prato e Camaiore nella Serie 2. Ricordiamo nel gruppo A domani si giocherà con Reggio Valdagno, e nel gruppo B è curiosa la classifica del gruppo B, che non prevede, il gruppo sud del centro-sud non prevede retrocessioni, con 5 squadre a 12 punti: Castiglione, Matera, Viareggio, Pumas, Viareggio, Camaiore e Sarzana. Ora si torna in pista con Mirto De Tommaso, chiama pallina, Mirto fa lavorare Tessarolo, ancora Mirto che poi riesce con caparbietà a fare possesso, gira per De Stefano e si va da Siberiani. De Stefano e Mirto dentro la pallina, poi Pasquale che riesce a recuperare Tessarolo chiude De Stefano, c'è De Tommaso. Intanto c'è stato un fallo di squadra che Scozia ha dato contro il Seregno, ma che non è stato segnato. Vediamo, esatto, infatti Scozia l'ha dato mentre si giocava, quindi senza fermare il gioco. È stato molto bravo Scozia a dare quel fallo, ma il tavolo non si era minimamente accorto della situazione del fallo fischiato su Pasquale in contropiede. Ora Mirto davanti a sé, Pasquale, ancora Mirto, ora De Stefano, gancio contro gancio, fallo di squadra di Cirino che va troppo alto su De Stefano, intraprendente De Stefano. Conciliabolo al tavolo tra Scozia e Fermi, il figlio del compianto Gianni Fermi, arbitro piacentino, che è stato anche fischietto, il papà dell'ausiliario, è stato anche fischietto in una finale iridata. Qua Tessarolo recupera e va a impostare per Enea Pasquale, alza la testa, Pasquale trova una linea di passaggio in Fiazza,
Deve ricominciare a giocare ragionato il Seregno. Pasquale da metà pista, Potenza che smanaccia e De Stefano che si crea un'occasione con Mirto e poi Pasquale va a chiudere. Ora Mirto gancio, poi Dimone è già lì pronto, Pasquale gioca addirittura pericolosamente contro il gambale del proprio portiere, Pasquale scarico, Fiazza, gancio, la palla salvata sulla riga e poi ancora lì Potenza smanaccia. Occasione abbastanza nitida per il Seregno. De Tommaso, ancora De Tommaso che fa protezione, esce Siberiani molto bene, qua Fiazza deve liberare dalla presenza di Mirto, qua De Stefano, tra l'altro Mirto anche lui classe 2005 che ora esce per fare spazio al numero 4 Tommaso Giannotti che invece è un 2007, quindi è ancora 18enne. Mentre a proposito di giovani il Seregno inserisce Luca Vaghi che invece è 2009. Gol di Enea Pasquale con una bordata da metà pista sotto l'incrocio dei pali. Se c'è uno dei colpi del ragazzo con il dorsale numero 2 è proprio quello. Guarda il portiere, lo vede anche un po' fuori, piazza una bordata in stile Dario Rigo sotto l'incrocio dei pali. Se l'aveva fatta sabato scorso di rovescio, oggi lo ha fatto di dritto, occhio perché Fiazza quasi ruba palla, poi De Stefano commette fallo secondo Scozia. Il gran gol di Pasquale che ha nelle corde il tiro da lontano, per lui questo in stagione è il quinto 100, 5 gol in 7 gare, uno lo aveva segnato in Coppa Italia, ma adesso quello della Coppa Italia era un Pasquale, diciamo così, a una dimensione, doveva ancora capire come giocare con i compagni di squadra, con l'allenatore. Intanto Fiazza, anche lui non ha la potenza ma ha un tiro secco. Mauro Fiazza non ha la potenza di Pasquale ma un tiro secchissimo e davvero poi quel diagonale di dritto, qua anche la tecnica perché è molto bravo. Nell'1 contro 1 qui è Yuri Dialacci che toglie De Stefano, inserisce Paltrinieri. Paltrinieri è un classe 2003, quindi 2-0 Fiazza e Pasquale. Preso confidenza il numero 2, lo chiamavo Pasquale, lui nato a Valdagno, poi affinatosi nella vicina Trissino, le due Valdagno e Trissino forse, anzi Togol forse è il derby più sentito, ma così come anche Valdagno Bassano dalla parte vicentina. Ha giocato con il Trissino vincendo la Coppa Italia di B l'anno scorso e che l'ex DS Piscitelli e Luca Giaroni, purtroppo ex DS Piscitelli del Seregno, che ha fatto un gran lavoro, ma è stato un acquisto voluto in maniera così convincente tra Piscitelli e da Giaroni, dal duo che componevano il settore tecnico seregnese nella scorsa stagione, e direi che è stato un acquisto strazzeccato quello da quello fatto da Piscitelli, l'ex DS, e che comunque segue ancora le vicissitudini della squadra che lui ha contribuito a creare e gestire fino alla partita di Modena della Coppa Italia scorsa. Ora si riparte con questo nuovo quintetto. Siberiani sempre in pista, il classe 87, qua mette in mezzo una pallina, con un quintetto decisamente giovane. Ora Paltrinieri, Siberiani, Giannotti e sempre De Tommaso, qua carica Giannotti con Siberiani, deviazione, doppia deviazione, e poi Fiazza, bravo, alza la testa, cerca il passaggio e poi riparte, si gioca ragionato, non ha fretta, non c'è bisogno di correre per il Seregno.
può fare giocare con una gestione del cronometro nelle situazioni offensive. Eccolo qua, Luca Vaghi, per lui è ancora nemmeno un centro in campionato, solo in Coppa Italia, ma tante buone prestazioni. D'altronde è un classe 2009, è davvero molto giovane, ma già di altissima qualità. Eccolo Vaghi in fase difensiva proprio su De Tommaso, che però se ne va. Il passaggio per Siberiani è fuori misura. Siberiani che garra davvero per il capitano del Pico. Ora proprio Siberiani che deve recuperare e ha l'accortezza di liberare senza buttare fuori palla, senza concedere contropiedi, ma la regala in sostanza per evitare i 5 secondi a Fiazza, che ora riceve da Pasquale. Ticirino. Cirino ancora non l'abbiamo visto con le sue accelerazioni, ma con quelle fa male. No, l'abbiamo visto sì, perché gol dell'1-0 nasce da una sua ripartenza a 200 all'ora. Qui gioca contro il portiere Siberiani e Fiazza, poi Siberiani cade e col ginocchio che appoggia il parquet va a colpire la sfera e regala una punizione all'angolo, vertice basso, vertice alto dall'attacco di destra del Seregno. Fiazza e Pasquale. Vaghi e poi fallo di Pasquale, che viene anche sanzionato con il warning, cartellino giallo, perché ha urlato un po' troppo con veemenza quel no dopo aver comunque sfondato il blocco. E Giaroni giustamente dice a Enea Pasquale che ha il contatore della garra che si alza minuto dopo minuto, sfiorando sempre la linea rossa, ma è fatto veramente così. Ora Fiazza per Luca Tremolada e quindi viene mandato saggiamente a riposare, ma insomma è la sua prima vera stagione da protagonista assoluto in una Serie A2, lo sta facendo molto molto bene Enea Pasquale. Cirino per Vaghi, blocco alto di Luca Tremolada sul quale che viene evitato con un buon movimento a Siberiani, e questo movimento concede la ripartenza a Giannotti, e però c'è già di là Mati Cirino che va in velocità. Cirino mezzo alle gambe a Siberiani, bravo Potenza a intervenire e poi Fiazza a recuperare, e dunque Luca Tremolada non si è accorto del cambio di marcatura tra Paltrinieri e Giannotti. Entra Marco Tremolada. Ancora Marco Tremolada, pallina sul rovescio da posizione impossibile, può solo colpire Potenza che chiude molto bene i pali. Attenzione Giannotti e Dimone. Poi Luca Vaghi che deve accelerare dall'altra parte. Luca Vaghi è 1 contro 3. Tremolada, gancio, contro gancio, Fiazza. E poi dietro la schiena con la stecca. Bravo Marco Tremolada in questa giocata, facendo passare il bastone alla Freddy Lutz da una parte all'altra. La classe, quando accade questo gesto, mi ricorda sempre il buon Freddy che lo faceva almeno 1/2 volte a partita. Secondo me a volte anche quando non era proprio così utile, ma lui questo gesto ce l'aveva proprio nel DNA. Freddy Lutz, uno dei giocatori più illuminanti dell'hockey antico. Ora De Tommaso che prova ad accelerare, va a giocare con Paltrinieri, diciamo con l'uscita di Mirto e De Stefano. Il Pico ha manovrato poco, è riuscito ad andare al tiro con Giannotti, ma in una situazione di contropiede con il segno sbilanciato e non su azione manovrata. Adesso Siberiani che si schianta contro Vaghi.
Qui De Tommaso, nonostante il controllo un po' morbido, non riesce a trovare una linea di passaggio, deve andare da Siberiani che carica e tira. C'è una deviazione di un paio di pattini e poi Tremolada per Fiazza. Rientra Enea Pasquale, così placati gli ardori dopo il warning. Rientra Pasquale con Vaghi, Luca Tremolada e Marco Tremolada. Ma in questo Seregno chiunque entri, gran pallina di Marco per il fratello Luca, il rovescio, e questa è veramente una bella parata di potenza, la più tecnica, se vogliamo, della serata, di questi prima 18 minuti e mezzo abbondanti. Vaghi, gran lavoro su Paltrinieri, poi recupera, apre per Marco Tremolada. Finta, blocco e taglia portandosi via l'uomo. Gran lavoro di Enea Pasquale, che anziché bloccare e tenere lì il suo uomo, quando è arrivato Marco Tremolada ha tagliato verso l'area portandosi via il difensore e creando uno spazio in cui Marco Tremolada è andato a lavorare molto bene. Qui c'è il fallo di fischiato di Tommaso. Secondo me Scozia ha preso un abbaio clamoroso perché allarga la gamba destra in maniera abbastanza evidente. Qui Pasquale si è proprio allargato alla grande la gamba destra ed era anche in area. Questo era un chiaro rigore in favore del Pico, che però ha fischiato fallo di squadra. 5 contro gli ospiti, 4 contro il Seregno. La pallina ha colpito il volto dell'arbitro Scozia, che ha preso una botta. Non ho visto perché era qui sotto. Ah sì, che pallinata in faccia che ha preso il povero Adriano Scozia. Una botta terrificante sopra la bocca, schizzata da Siberiani sul viso dell'arbitro Vercellese. Fa malissimo. Avete visto forse nel replay. Però penso che ce la possa fare l'arbitro a continuare. Sì, non ha tagli, però una bella botta secca di una pallinata in bocca fa malissimo. È dolorosissima. E poi gli è schizzata proprio via sul volto. Male per l'arbitro Scozia, che si merita anche un applauso per essere tornato in pista. Fa malissimo una pallinata in faccia così, se ti prende male rischi veramente sullo arcata sopraccigliare di aprirti, quello è matematico, sul naso anche. Però si può riprendere. 5-31. Dai, sta bene l'arbitro vercellese. 3 metri chiede a Vaghi e Marco Tremolada. Qui c'è il Seregno che recupera con Pasquale. Pasquale scarica a Marco Tremolada, che prova un gancio bravo a uscire potenza e anticipare il 33. Qua Giannotti sui parastinchi. Marco Tremolada che recupera sul passaggio di Enea Pasquale. 5 alla fine. La conclusione di Federico Canossa, che è entrato nella pausa
giovanissimo anche lui, Canossa, classe 2007, è davvero una formazione poco più che juniores. Sta pallina altissima, se non fosse per De Tommaso che ha un 93. Una vita nelle formazioni emiliane per Filippo De Tommaso. Quattro alla fine, 2-0, Seregno per ora in controllo, ma in questo sport mai dire mai. Pasquale per Marco Tremolada, davanti a sé De Tommaso, gioca con Cirino, ancora Cirino che gira, la palla entra, arriva al 3-0, il gol di Mati Cirino che l'ha messa sul primo palo. Qui Potenza qualcosina in più avrebbe potuto fare, e dunque da dietro porta una piccadigna, la palla è andata così, diciamo quasi fortunosamente dietro l'angolino. Lui gira dietro porta, alza e schiaccia, era coperto da De Stefano, il portiere Potenza. La palla colpisce proprio la base del palo, si infila tra il palo e il guantone destro, quindi 3-0. In gol ancora Mati Cirino, Cirino che si sta davvero sbloccando alla stragrande. Questo è il settimo gol, il quarto nelle ultime 4, però anche con il Valdagno nel 4-4 non è andato a segno, ma un assist, un paio di assist per lui. Dunque Seregno che mette la freccia, 3,56. È vero che il Pico nelle ultime trasferte ha subito 15 reti segnandone 2. È anche vero che, a parte il 5-0 con il Correggio, che è stato un grandissimo risultato per il Seregno, a parte il 5-0 con il Correggio, il Seregno mai supera le 4 gol segnate, le 4 reti segnate a partita. Ora Giannotti per De Tommaso, ha davanti a sé Cirino, ancora Giannotti, guarda Marco Tremolada, poi De Tommaso, ancora De Tommaso, che però riesce ad arrivare da Canosso. Attenzione, Cirino, il gancio, e arriva il 4-0. Ancora Mati Cirino, testa a testa. E dunque il 4-0, questo testa a testa di Cirino con Potenza. Palla viene toccata dal portiere emiliano, ma nulla può qui l'errore da parte di Giannotti. Pasquale e Tremolada, e poi Cirino che adesso con un po' di leziosità qua Pasquale dentro questa pallina. Taglio di Giannotti seguito da Cirino, molto alto il Seregno, sta conclusione, la palla che resta lì. Luca Tremolada va a recuperare, va da Marco, poi centrale Marco Tremolada, la palla che sfiora il palo di sinistra, poi lo stesso Tremolada che va a lottare con De Stefano, c'è anche Canossa e adesso senza Siberiani deve essere De Tommaso che poi cade sull'attacco di Tremolada. Scozia ha lasciato correre. Pasquale sul secondo palo per Cirino, grande idea di Enea Pasquale, la giocata a 2 tra Cirino e Pasquale. Adesso De Stefano che se ne va
al rovescio, ma Luca Tremolada è un muro. Occhio a Tremolada che è bravissimo, e adesso non riesce a chiudere il gancio perché ci si mette con il corpo Federico Canossa. Ferma il capitano seregnese. C'è Marco Tremolada, però recupera la pallina, deve liberare il Pico che è sempre in affanno nelle situazioni offensive. Adesso qua Giannotti non riesce a tirare, ancora Giannotti, carica, c'è credo una deviazione. E dunque palla in tribuna. La maturità di questo Seregno che da inizio campionato ha perso solo 2 partite a Trissino e a Correggio, dove tante lasciano punti, ma esclusa davvero la trasferta di Trissino, dove nulla è girato. Il Seregno finora ha dato davvero destato grande impressione in tante situazioni. Qua Dimone molto bravo, Mati Cirino, ancora Cirino, tira dietro porta e va ad una mano, poi si aiuta con la rete, serve Marco Tremolada. Ora adesso si mettono tutti un po' in proprio, questo è un errore che non deve fare la formazione di Giaroni, e concede il tiro al Pico. 36 secondi alla fine, vuole andare fino alla fine, dice Dimone, dice De Stefano che attacca Marco Tremolada. Bravo Marco Tremolada, che poi si infila anziché scaricare per il fratello Luca. Si sono un po' incaponiti nell'azione personale gli atleti di Luca Giaroni, che negli spogliatoi sicuramente qualcosa avrà da dire, perché le partite non si vincono con azioni singole ma con la coralità. Adesso Cirino, ancora Cirino, che però tiene sfera e fa terminare così il primo tempo con personalità. 4-0, doppietta di Mati Cirino, gol e assist per Fiazza di apertura, e poi bordata di Pasquale, quella del 2-0. Noi poi ci risentiamo fra 8 minuti circa. Il coraggio di affrontare le sfide traccia la strada per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. La passione rende unico ogni momento. Condividiamo le emozioni che solo lo sport ci regala. Le lacrime versate sotto la pioggia, la gioia di una notte indimenticabile. Stadi, città, persone, tutti protagonisti del gioco. Insieme camminiamo lungo le strade che abbiamo costruito e raccogliamo i frutti seminati nel nostro percorso. Responsabilità e determinazione ci migliorano, ma soltanto uniti contribuiremo a una migliore visione del mondo. Per vedere crescere i giovani talenti, per dare voce alla passione comune, per essere pronti a tendere una mano. Costruire insieme qualcosa di significativo è il motivo per cui scendiamo in campo. Perché lo sport è un terreno fertile dove far crescere qualcosa di importante, per fare davvero la differenza. Lasciamo il segno.
insieme.
Bentornati al Palazzo Maschili di Seregno. È iniziato il secondo tempo, 4-0 nel primo parziale in favore del squadra di Luca Giaroni. Doppietta di Mati Cirino, gli ultimi 2 gol del finale del primo tempo, e poi con 2 azioni personali. Poi lo stesso Cirino che ha propiziato l'1-0 di Fiazza con un gran bell'assist, e il gol di Pasquale, il classico gol da lontano di Enea Pasquale. Qua Cirino ruba la palla, va da Vaghi, Luca Vaghi, laterale di destra per Cirino. Tessarolo, il Pico che ha in pista Mirto, De Stefano, De Tommaso e il numero 4 Giannotti. Non c'è Siberiani, che è rimasto in panchina. Credo che abbia anche cambiato il portiere del Pico, perché lo fa sempre, quindi dovrebbe esserci Lupi in porta e non Potenza, ma vi do conferma dopo, anche perché entrambi hanno dei gambali, dei guantoni di reno e un casco bianco, quindi diventa complicato come sempre per chi fa telecronaca distinguere i portieri, anche perché hanno maglia uguale. Sono quasi sicuro che ci sia Federico Lupi tra i pali. Ora Tessarolo, finta il taglio Vaghi e poi entra in area. Tessarolo non trova il momento per andarlo a servire. Ancora Cirino, carica, gran conclusione e risposta di Lupi. Poi Fiazza per Vaghi. Possesso sempre del Seregno in questi primi 2 minuti. Il Pico non è mai andato di là praticamente. Senza Siberiani fa fatica proprio a proporre gioco la formazione di Ialacci. De Tommaso centrale, De Tommaso non trova spazio e va da Giannotti. Sale Mirto, qui è la conclusione di Mone, reattivissimo sul rebound e il tiro di De Tommaso, che è riuscito alla prima occasione utile. Si lamenta De Tommaso con se stesso, sbuffando un po' per la situazione, ma più di così davvero non poteva fare l'attaccante numero 10. Sicuramente uno tecnicamente il migliore probabilmente dell'Hockey Pico. Mati Cirino che va da Tessarolo, la sufficienza quando si vanno a recuperare le palline, con una mano schizza sulla stecca e dunque palla fuori dalla pista. De Tommaso e De Stefano, che ha giocato un ottimo primo tempo. De Stefano in classe 2005. Ora Giannotti carica e va a colpire Cirino. E quasi la povera Paola Iselle al tavolo. Adesso cerca un sottogamba Mirto, ma Fiazza lo ferma. Vaghi in velocità dentro, bella pallina di Vaghi per Mati Cirino, che va a recuperare a una mano in mezzo a 2, poi non riesce a smaterializzarsi. Qui male l'intervento di Giannotti, male anche quello di Fiazza, poi la palla alla fine arriva verso Dimone. Sfuma l'attacco del Pico. Piazza
per Vaghi. Tessarolo. Qui bravo Luppi a smanacciare sta palla a mezza altezza. Sulle altre piste in A2 Roller Bassano vince col Montecchio 2-1 e il tiene 2-1 sullo Scandiano. Ora Tessarolo per Vaghi e poi Fiazza. Fiazza riesce a liberarsi di De Tommaso, arriva Vaghi, si apre anche Tessarolo, il passaggio di Vaghi è errato, lottano poi con Giannotti ma De Stefano alla meglio, De Tommaso si guarda in giro e trova Giannotti che mette in mezzo la chiusura di Dimone. Ancora Giannotti. Mirto con questa gran pallina per De Tommaso che tecnicamente è fortissimo. Stop e giro, palla alta. Due occasioni più ghiotte per il Pico, sono proprio tutte di De Tommaso. Ora Mirto ha davanti a sé Vaghi che poi recupera la sfera e se ne va in velocità. Luca Vaghi, centrale, Vaghi, gran pallina per Fiazza. Qui si entrava davvero il 90% del merito per questo gol di Luca Vaghi, recupero in mezzo a due, accelerazione e assist. Peccato per il Seregno non l'abbia trasformato. Molto bravo Luppi a rispondere. Federico Luppi, lui invece è classe 98. Ora Cirino, ancora Cirino, spostato da Giannotti. Cirino, Giannotti, Scozia fischia fallo contro il Seregno, ha lasciato proseguire, poi ha giudicato falloso il rientro di Mati Cirino e dunque con la stecca a metà altezza di Dimone lancia Cirino, Fiazza e la palla che si alza di poco sopra l'incrocio dei pali con la stecca a mezza altezza. Pippo Dimone fa cose davvero spettacolari. Qui il Pico davvero fatica a tenere la pallina sulla stecca. Ora Vaghi che taglia Tessarolo, poi recupera. Questa è palla alta, questa Scozia. Tessarolo non è 1,90 m. Questa palla era regolarissima. Ora De Stefano in mezzo per Mirto, non ci arriva. Pico può ripartire 18 alla fine. De Tommaso e De Stefano dentro. De Tommaso poi va con una mezza Veronica. Fiazza capisce tutto, poi fa passare per Cirino. Pallina imprecisa, ma c'è ancora Vaghi. Seregno è già in possesso. Tessarolo centrale, si torna da Cirino. Spesso anziché puntare all'uno contro uno anche con spazio in questo hockey moderno si tende a scaricare dietro per poi ripartire. 5 secondi difensivi per il Seregno. C'era De Tommaso che stava uscendo per Siberiani, ma non si è accorto il compagno. Ora Cirino va a recuperare, no, De Stefano è bravo per Cirino, la recupera. Vaghi, ancora Vaghi, lo scarico per Cirino,
fallisce la trick Cirino sparando alto dopo un ottimo controllo. E ancora recupera pallina Tessarolo, c'è pronto Siberiani per De Tommaso, Piazza finta al consegnato, poi va col rovescio. Qui c'è del caos nell'angolo totale, direi, su questa pallina, sulla quale poi Giannotti parte, Vaghi lo insegue e poi lo strattona. Un fallo davvero al limite del blu. Ora recupera Piazza per Tessarolo, cerca un preziosismo Tessarolo, non riesce a arrivare da Piazza. Imbulinata la stecca e palla per il Pico. Ora Giannotti, ancora Giannotti, dentro Siberiani, in tuffo. Palla larga, è già di qua Piazza che la fa saltare. Piazza però viene fermato da De Stefano. La palla, la stecca di De Stefano resta incastrata nel braccio di Piazza. Ancora il Pico, Giannotti, rovescio di Mone, respinge, poi De Stefano. Arriva Luppi in aiuto a Siberiani. Qui Mirto bravo a fare protezione di palla. Siberiani ancora per Mirto. Tessarolo capisce tutto, è già dall'altra parte. Cirino centrale, la bordata di dritto centrale, quasi ad incrociare sul palo alla sinistra di Luppi, e arriva la tripletta di Mati Cirino e 5-0 per il Seregno, che dunque tocca il massimo vantaggio. Questa vittoria sarebbe quarto da solo a quota 12 il Seregno di Giaroni. Già in occhio per questo erroraccio di Luppi, poi Piazza e arriva il 6-0. Qui Luppi regala una pallina al Seregno e dunque un errore colossale da parte del portiere. Piazza poi è bravo a infilare l'assist ancora una volta di Mati Cirino. 6-0 per il Seregno, e dunque sistema anche un po' la differenza reti. È entrato anche Nea Pasquale con Marco Tremolada. Veronica, che giocata e che gol di Enea Pasquale. Veronica e bordata del numero 2. Adesso il Pico ha un po' mollato, ma il gol è di una qualità
assoluta da parte di Enea Pasquale, che fa anche un po' di show con la Veronica secca che avete appena visto. Lascia lì due avversari, poi conclusione quasi centrale. Lupi non sta su con il guanto come dovrebbe, uscendo e chiudendo la porta, e dunque 7-0 per il Seregno. In questa stagione in cui la formazione brianzola ha battuto un po' tutti i record, i 5 risultati utili consecutivi e già anche il numero di vittorie stagionali, compresa la Coppa Italia. La formazione di Luca Giaroni firma anche 7 gol. Le altre partite intanto Roller Bassano Montecchio 2-1, Attiene lo Scandiano ha ribaltato il punteggio con Beato e Herrero, e dunque 3-2. Anche una gran bella giornata in Serie A1, con Forte Bassano 2-2, Lodi Sarzana 4-1, Sandrigo Viareggio 3-1, Novara Giovinazzo 1-1, Grosseto Montebello 3-0 e Valdagno Monza per ora 2-2, tutti questi a un quarto, quando sono volati via 3/4 di partita, più o meno su tutte le piste. Ora Fiazza per Pasquale. Blocco e spinta di Tommaso Giannotti su Fiazza. 7 i falli di squadra contro gli ospiti, 8 contro il... no, 6, scusate, 8 contro il Seregno. A punteggio che ormai è in ghiaccio, Seregno che si può anche concedere un garbage time di parecchi minuti. Che gol! Marco Tremolada con la volée di Mauro Fiazza, e anche in pieno, vi stavo dicendo, garbage time, e invece arriva il gol di Fiazza con una grandissima volée al volo. Lupi si incassa un po' nel casco anziché uscire contro quella pallina a sorpresa. L'assist di Marco Tremolada. Qua Fiazza fa possesso, va da Marco Tremolada. 8-0 per il Seregno. C'era preoccupazione in Luca Giaroni nel prepartita, proprio perché la condizione di classifica del Pico, 0 punti, 7 sconfitte, 3 gol fatti e 22 subiti nelle ultime 4, insomma lasciavano anche pensare a un calo di intensità, voglia. Invece i ragazzi di Luca Giaroni hanno mostrato finora qua tanto Cirino, di essere sul pezzo, di aver voglia di giocare, di sapersi divertire, di rispettare anche l'avversario, giocando comunque sempre al massimo delle proprie possibilità. Ma i ragazzi di Giaroni non hanno proprio la... Ricordiamo, questo Seregno 2 anni fa è stato ripescato, l'anno scorso si è salvata vincendo col Montecchio all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Quest'anno invece la musica è un po' cambiata. Con questa vittoria il Seregno sarebbe, anzi il Seregno sarà quarto, perché ormai 8-0 a 11 dalla fine. Nell'Hockey ne abbiamo viste di tutti i colori, ma qui non abbiamo più alcun dubbio, vista la disparità di valori in pista, e quindi sarà il Seregno quarto in graduatoria a 12 punti. 3 vittorie, 3 pareggi e 2 KO finora. Ora Pasquale per Marco Tremolada. Da lontano prova ancora alla porta di Lupi. Sfera larga. E ancora con pulizia va ad anticipare Pasquale. Poi Cirino riceve il recupero di Mirto, che è bravo a fare protezione di palla, però tiene con l'altra mano la stecca di Pasquale, il classe 2005, e dunque la punizione sarà contro il
picco. Io continuo a vedere il braccio di Scozia che si alza, che dà falli contro di squadra, ma è sempre fermo a 7. No, ecco, arriva adesso a 7. Intanto è cambiato tutto sulle piste. A Bassano il Montecchio ha ribaltato il punteggio e adesso è avanti 3-2 sul roller Bassano, e a Tiene lo Scandiano è avanti 3-2 sul Tiene. Erano 2-1 il primo tempo. Bassano e Tiene in classifica clamorosamente, sono le formazioni più lontane in graduatoria dal Seregno, perché hanno 7 punti e dunque il penultimo posto sarebbe lontano 5 lunghezze, ma manca ancora tantissimo, lo sappiamo. È una classifica cortissima, perché insomma dal Trissino che è a 11 al Bassano che è a 7 ci stanno praticamente 7 squadre, escluse Breganzi, Correggio Scandiano e Mirandola, che ormai difficilmente. Qua Pasquale, bravo Lupi, vedremo il Mirandola riuscirà nell'impresa di salvarsi. I Paltrinieri prova a servire Mirto, ma si è già scappato Mati Cirino che accelera, attenzione, Cirino, viene fermato poi dall'intervento di Canossa. C'è anche Andrea Santoro in pista, lo vediamo per la prima volta. Classe 2002 Andrea Santoro. Ora Mati Cirino prova ad andare di là, Cirino e poi Marco Tremolada che viene raddoppiato da Paltrinieri e Canossa. Poi Siberiani lotta, recupera Siberiani, prova ad andare in mezzo e la primo intervento, non ve l'ho detto, attenzione, intanto Luca Tremolada è entrato, Leonardo Reggio al posto di Pippo Dimone, mentre entra e fa il suo debutto in Serie A2 anche Andrea Duroni, classe 2008 del Seregno. Dunque ci sarà il debutto di Duroni, che è un ragazzo che ha preso fisicamente al posto di Riccardo Alberio, che non ha più fatto parte del gruppo, diciamo, della Serie A2, però sempre ovviamente all'interno della società. Ora Tremolada come allenatore, lo sapete, anche della B. Ora Marco Tremolada che va a lottare, molto bravo Marco Tremolada, fuori per Luca e Pasquale. Quindi Tremolada e Pasquale, sale Luca. Marco Tremolada va a giocare con il palo, è bravo a toccare il palo, a riconsegnare 45 secondi al Seregno, 7:52, 8-0 per la formazione di Luca Giaroni. Ora Tremolada e Cirino, poi Pasquale. Cirino recupera, è un 3 contro 2, arriva Marco Tremolada al gancio, poi la palla gli resta un po' sotto, esce Cirino, recupera
Adesso Cirino va dall'altra parte, ancora Cirino. Prova a mettere in mezzo la pallina, bravo Siberiani. Qua fallo di Siberiani, è un po' che i due battibeccano, ma non se n'è accorto Scozia. Esce Cirino, invece se n'è accorto sì Giaroni, che infatti lo leva. Fa entrare per il debutto il ragazzo di casa Andrea Duroni. 2008. Finora 8 partite, 5 gol con la Serie B e 1 con l'Under 23. Qua Luca Tremolada dentro per Duroni, che va subito al tiro dopo alla prima pallina toccata in Serie A2. Bravo Luca Tremolada a servirlo. Adesso Reggio recupera. Pasquale chiama la linea di passaggio per Duroni e lo va a trovare con un passaggio di 30 metri al giovanissimo compagno. Ancora Pasquale, Duroni taglia e ancora vicino al gol Duroni con una deviazione al volo. I compagni lo cercano qua, Luca Tremolada, poi Duroni per Luca Tremolada. Il Pico prova ad andare di là, però occasioni nitide in questo secondo tempo la formazione emiliana proprio non le ha create, un po' come vi raccontavo all'inizio partita, dove il Pico nel primo tempo riesce a tenere scacco un po' a tutte le squadre. E qua Marco Tremolada, la palla nel traffico e poi cala sempre alla distanza nella ripresa la formazione giallo-blu. Alla fine il Pico ha un'azione offensiva, ma Siberiani manca e Duroni recupera sotto gamba. Marco Tremolada fa tutto molto bene e fornisce una gran pallina. Questa volta Duroni non riesce a concludere la botta di Pasquale. Luppi ci deve mettere il guanto, che era anche coperto Luppi. Ora qua Pasquale si ferma e va da Duroni. Duroni non taglia verso la porta. Ora in Veronica Luca Tremolada ha una mano. Proprio Duroni adesso. Luppi, poi Duroni si lancia. Qui passaggio di ritorno verso Canossa da parte di Paltrinieri, è sbagliato e qui c'è il rigore per il Seregno, però doppio intervento. Va Andrea Duroni, mandano lui sul dischetto. Siberiani un po' infastidito, ha chiesto il cambio. Discussioni tra Siberiani e Pasquale. D'altronde sotto 8-0, chiaramente perdendo tutte le partite che con ampio margine a volte. Ma Duroni dai 5:40, palo di Duroni, poi gancio e gol di Andrea Duroni a 3:59. Anche il ragazzino della cantiera seregnese, lui classe 2008, va a segnare il 9-0.
mentre entra Tessarolo, occhio perché ha già perso palla al Pico. Marco Tremolada di là, Lupi va a parare. Pico che è uscito completamente dalla partita dopo il 6-0. Adesso Duroni che ha troppa leggerezza, qui Paltrinieri e poi Santoro. Marco Tremolada fa fermare Giannotti, cavalcato tanto Tommaso Giannotti da mister Iallacci. E Duroni, ancora Duroni, ha la mano, e mancino Andrea Duroni. Sarolo dentro proprio per Duroni. Ora Luca Tremolada, Ricky Tessarolo. A vedere cosa accade sulle altre piste, che è molto importante per la classifica. Il Seregno qui, Duroni, la parata di Lupi. Tiene Scandiano 3-3, Roller Bassano 2, Montecchio 3. Adesso Paltrinieri va dall'altra parte, poi ha davanti a sé Tessarolo e Reggio che interviene per toccare pallina, deve mettere la stecca dietro la porta. Giannotti, 2 deviazioni, Paltrinieri, scusate, Canossa, non Paltrinieri, Canossa, e poi Santoro va in pressione. Paltrinieri adesso viene attaccato da Tessarolo. Tessarolo trova un varco centrale ma non riesce ad andare poi a chiudere le conclusioni. 100 secondi al termine. Marco Tremolada pulitissimo in chiusura proprio su Paltrinieri. Gli detta una linea di passaggio Tessarolo che poi lascia sfilare la sfera. Ancora Tessarolo. Che poi recupera pallina. Se ne va in contropiede Ricky Tessarolo. Il gancio. Poi si chiude troppo. Occhio Marco Tremolada. Ancora Marco Tremolada. Questa volta evita la doppia cifra di svantaggio il portiere Lupi. Sarà per Luca Tremolada. Adesso Duroni. Quindi vittoria per il Seregno, ampissima, ancora più delle previsioni per attenzione Reggio che deve intervenire con una parata significativa su Canossa. Poi vediamo che Luca Tremolada, penso che il Seregno possa anche fermarsi qui. No, perché Tremolada sbaglia il passaggio per Tessarolo e concede un'azione offensiva al Pico. Tripletta di Mati Cirino e di Mauro Fiazza, anche un paio di assist per Cirino, 2 gol di Enia Pasquale, tutti e due meravigliosi, una bomba da lontano e Veronica con un piazzato dalla media. E poi gol di Andrea Duroni al debutto in Serie 2, classe 2008. Occhio perché Duroni ha preso la traversa a sirena suonata. Finisce 9-0 per il Seregno, e Seregno che nella prossima giornata, Seregno che sale a quota 12 e attenzione perché il Trissino che ha 2 partite in più è a quota 11. Il Seregno è quarto in classifica da solo dopo 9 giornate, quasi metà campionato. Quindi vediamo le prossime partite. Seregno che domenica andrà a giocare a Breganze e che poi
avrà un doppio turno qui 8 e 15 febbraio contro Montecchio e Trissino, dove molto ma molto si dirà sul proseguo del campionato, più che a Breganze, con Montecchio e Trissino in casa. Da Paolo Virdi è tutto, io vi saluto, ci sentiamo tra 15 giorni. Buona serata.